Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Amandola in provincia di Fermo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 500 metri sul livello del mare e conta circa 3.600 abitanti. Amandola è anche città del tartufo bianco pregiato dei Sibillini. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Amandola! Iniziamo il nostro itinerario ad Amandola con il sindaco Adolfo Marinangeli e dobbiamo presentare questa bellissima città perché ha il titolo di città. Sì, il titolo di città da dopo il 2017, una bolla pontificia del 1600 la già nominava città, non era stato mai tirato fuori dal nostro antico archivio, bellissimo, ricco, di pergamene. Abbiamo trovato questa pergamena e l'abbiamo mandata Presidente della Repubblica che ciononostante ha riconosciuto questo titolo del 1600 e Amandola è diventata città. Un centro storico incredibile dove Grazie. Questo mattoncino rosso lo rende particolare. L'impianto urbanistico medioevale. Amandola è nata come statuto, è uno dei primi statuti come comune nel 1248. 3 castelli decidono di mettersi insieme e scrivono il primo statuto di quell'era e diventa comune, comune libero. C'erano delle mura importanti, tante porte ed oggi abbiamo ben evidente la Porta San Giacomo. C'erano diverse porte, ricordiamo quella da Sole, quella da nord. Porta San Giacomo era la porta da nord che si entrava nel castello coperto, protetto da mura molto alte che poi sono state ahimè demolite all'inizio del secolo quando nel 1900 fu pensata un'urbanistica nuova, realizzata una piazza, demolito delle strade, un po' quello che è capitato a Roma, nei grandi lavori di allestimento della città e ci hanno ridonato poi una piazza enorme, incredibile, a mio parere molto bella, una delle 10 piazze più belle delle Marche. Senz'altro uno dei punti più suggestivi è la Piazza Alta. Sì, Piazza Alta, vecchia piazza del comune. C'era il vecchio comune, un edificio, come c'erano le vecchie carceri mandamentali, come c'è il torrione del podestà, simbolo del potere di quel periodo. E da lì abbiamo tutti i Monti Sibillini. E da lì abbiamo davanti i 4 famosi Monti Sibillini. Noi siamo all'interno del parco, Amandola è totalmente all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è stata una scelta, diciamo, ambientale, voluta dalla città, come decisione, come scelta anche per il turismo. Siamo un po' la porta est del Parco Nazionale. Senz'altro anche l'itinerario religioso, poi incontreremo il parroco, è importante. Assolutamente sì, Amandola fa parte tra l'altro del cammino francescano della Marca, il famoso cammino di San Francesco che da Perugia se ne va verso Ascoli, adesso riattivato e meta di tantissimi turisti. Sindaco, Amandola presenta della gente laboriosa perché dopo il terremoto c'è stata una grande rinascita. Sì, io di questo ne vado molto orgoglioso, una città e dei cittadini veramente che hanno saputo rialzare la testa, hanno saputo ripartire dopo quel tremendo momento del terremoto, quella sciagura che abbiamo avuto. Ecco, se noi vogliamo parlare di resilienza, vogliamo parlare di un popolo resiliente, questo è Amandola. Hanno saputo superare la crisi, hanno saputo superare quel brutto momento e si sono messi di corsa e impegnati a lavorare. Perché venire ad Amandola? Ma perché venire ad Amandola? Prima di tutto perché si vive bene, c'è una qualità della vita eccezionale, oltre al mangiare, all'ambiente, ma soprattutto c'è quel calore umano che si è perso come valore in città
Qui la gente ancora ha la chiave sulla porta, qui la gente ancora quando ti incontra ti invita a bere qualcosa e a stare con loro e a scambiare 4 parole. Quindi questa credo sia oggi nell'era moderna, nell'era della fretta, nell'era della corsa, sia il valore più importante. Vede, noi l'abbiamo tradotto come amministrazione in una card. Chi viene in Amandola e va all'ufficio turistico, l'amministrazione gli dona una carta che è una bevuta gratis. E questo, sindaco, è uno dei segni della grande accoglienza dell'abitante. Come si chiama l'abitante di Amandola? Amandolese. Noi siamo i vecchi pannicciari perché ad Amandola nel 1300, nel 1400 si facevano i panni di lana e li fornivamo allo Stato del Vaticano, i papi. Il Vaticano vestiva con gli abiti di Amandola. Qui venivano realizzati tutti gli abiti della città del Vaticano perché eravamo bravi a fare i panni di lana. Grazie sindaco, noi Grazie a adesso voi. ci spostiamo per incontrare e conoscere il parroco di Amandola. E adesso siamo all'interno della chiesa di Sant'Agostino e anche santuario del Beato Antonio, e con Don Paolo De Angelis andiamo a presentare la comunità cristiana di Amandola. Bene, benvenuti e grazie. Qui siamo al cuore, diciamo, della devozione più tradizionale degli amandolesi, perché il Beato Antonio, frate agostiniano, nativo di una collina qui sopra, ha dato la vita per gli amandolesi, ha servito in tutti i modi, ha organizzato la carità di quel tempo e ha ricostruito, o meglio ampliato, questa chiesa agostiniana, in quanto il convento degli agostiniani era nei paraggi qui dietro piazza. Dopo morte si è diffusa la fama di taumaturgo e così il corpo è rimasto qui, dapprima seppellito per suo desiderio sotto una porta di passaggio, per dire che voleva essere calpestato da tutti, e ancora c'è la porta dove c'è la scritta che ricordava questo suo gesto di umiltà. La fama si è diffusa anche nel circondario. Nel processo di beatificazione abbiamo tutto l'elenco dei miracoli testimoniati all'epoca. L'efficacia del Beato Antonio continua, cosicché la festa invernale il 25 gennaio e poi quella estiva dell'ultima domenica di agosto è sempre un momento di unità della comunità. Poi qui al momento abbiamo delle chiese che sono chiuse per il terremoto, Sì. però c'è da dire che all'interno del Museo del Paesaggio abbiamo il cuore di quelle chiese. Alcune opere d'arte messe in sicurezza con una certa energia dal sindaco per evitare la dispersione, benché tutte catalogate e quindi tutte assicurate. La statua più famosa è un Cristo antichissimo in legno, proviene dalla chiesa dove il Beato Antonio andava da piccolo a pregare, l'abbazia dei Santi Vincenzo Anastasio benedettina, e poi è stato trasportato qui per motivi di sicurezza, perché su è molto isolata la chiesa. In genere sta nella chiesa di San Francesco, in occasione del terremoto messa in sicurezza insieme alle altre opere d'arte del museo. Parroco, Amandola nel corso
dei secoli si è caratterizzata anche per le tante comunità religiose presenti, sono ancora qui le benedettine, poi varie abbazie. Beh, sì, l'abbazia di San Vincenzo Anastasio, benedettina, questo è legato al fenomeno Farfa, i farfensi arrivavano qua, e San Ruffino, un'altra abbazia di origine benedettina, più a valle, prima di Amandola venendo da Fermo. Si chiama di San Ruffino e Vitale. San Ruffino è il più famoso, un giovane martire, probabilmente reliquie portate dai crociati? Punto interrogativo. Comunque poi la tradizione, forse adattata alla condizione rurale del luogo, dice che arò tantissimo terreno in una notte, quindi il legame è il lavoro del territorio circostante e un santo. Questo si perde però nella tradizione. In conclusione, parroco, il messaggio del parroco alla cittadinanza. Beh, voi venite e illuminate con le lampade artificiali un momento un po' grigio e questo un po' rispecchia la situazione. È un momento un po' grigio perché siamo colpiti dal virus e perplessi, non sappiamo cosa fare, quindi c'è un momento di stanchezza, ma siamo sicuri che il mistero pasquale illumina la nostra vita e i colori torneranno sicuramente per tutti. Noi ci spostiamo, adesso raggiungiamo la piazza proprio qui sopra per scoprire le tipicità di Amandola. E adesso siamo qui nel portico della centrale piazza Risorgimento e con Riccardo Tassi, che è il consigliere delegato all'agricoltura e alla cultura del comune di Amandola. Qui c'è proprio la sede del Palazzo Comunale, lei è anche agronomo. Andiamo a presentare le tante eccellenze del territorio. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che Amandola è un paese montano da un ampio territorio, quindi abbraccia la montagna vera e propria e la bassa collina, quindi una variabilità di prodotti importante e un'agricoltura abbastanza ricca e fervente. Passiamo, come vediamo, dai tartufi, che sono i diamanti del nostro territorio, siamo fortunati ad averli perché, come sapete, sono in pochissime zone d'Italia, quindi il tartufo bianco soprattutto, passando per la pasta di legumi, che è il connubio tra l'agricoltura tradizionale, la sana alimentazione e un prodotto un po' più tecnico, quindi una pasta fatta con legumi. Il pane ovviamente cotto a legna, con la farina coltivata nei nostri terreni scollinari a questo punto. Ne vedo vari tipi di pane. Vari tipi di pane fatti con una diversa farina composta a seconda se è proprio integrale oppure bianca, quindi 00. Comunque sempre cotti a legna. Poi passiamo all'agricoltura un po' vera e propria, dal bosco alle coltivazioni tradizionali, passiamo alle marmellate, soprattutto di mela rosa, che è una varietà di mela tipica del posto, antichissima, stata rivalutata qualche anno fa, una ventina d'anni fa, e adesso sta prendendo molto piede, soprattutto perché è buonissima per le marmellate e ha un'ottima conservabilità. Passiamo al miele, il miele che è un'ottima cerniera tra il bosco e la natura e l'agricoltura, dove produciamo anche idromele, quindi anche un'altra declinazione del miele stesso, fino ad arrivare a quella che è la produzione tipica delle zone montane, che è quella della pastorizia, di conseguenza i formaggi freschi, a partire dalle mozzarelle, a partire dalle ovoline, alle ricotte,
formaggi semistagionati aromatizzati con le erbe di montagna, proprio per rimanere in tema montagna e territorialità, e anche formaggi stagionati a lunga conservazione che possono essere, diciamo, declinati in più modi. Abbiamo diversi formaggi stagionati, sia vaccini che di pecora. Ovviamente all'allevamento per la produzione di latte si associa anche l'allevamento per la produzione di carne, quindi salumi e carni soprattutto bovine per l'alimentazione. Quindi tanti motivi per venire qui ad Amandola. Assolutamente, quello gastronomico è sicuramente uno dei motivi principali, ma ce ne sono tantissimi altri. Tra l'altro so che nel corso dell'anno voi organizzate anche una manifestazione dedicata al tartufo bianco pregiato. Assolutamente, il tartufo bianco pregiato, come dicevo, è un tartufo che si trova in poche zone d'Italia. Noi siamo fortunatissimi e lo stiamo sostenendo anche con questa manifestazione Diamanti a tavola, diamante non per niente perché il tartufo bianco è il diamante delle nostre zone, e la svolgiamo tutti gli anni ad ottobre, tra ottobre e novembre, che è il periodo appunto della raccolta del tartufo bianco. Lei è giovane, si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, lei è un agronomo e ha scelto di vivere qui. Sì, vivo qui, ci vivo molto bene, non è semplice, come tutti sappiamo, vivere nei piccoli posti, ma adesso sta cambiando molto la concezione anche delle nuove generazioni, vogliono rimanere, chi è andato via vuole tornare, dobbiamo impegnarsi per dargli il motivo di tornare e soprattutto la loro sostenibilità per poter tornare. Grazie, noi adesso ci spostiamo, ci inoltriamo all'interno del centro storico di Amandola, che è bellissimo, per scoprire il Museo del Paesaggio dei Sibillini. E uno dei luoghi da visitare una volta giunti ad Amandola è senz'altro il Museo del Paesaggio dei Monti Sibillini, e noi lo andiamo a visitare con il direttore Giorgio Tassi. Qui siamo proprio nel cuore del museo. Questo è il Museo del Paesaggio dei Monti Sibillini, lo abbiamo riallocato qui dopo gli eventi sismici del 2016, prima era nella sede del chiostro di San Francesco. Il Museo del Paesaggio dei Sibillini, inaugurato a metà degli anni 2000, racconta tutti i paesaggi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, quindi tutta la storia geologica, botanica, floristica e soprattutto anche le attività umane. Abbiamo anche delle belle fotografie, alcune fatte da lei. Io nel fine anni 2000 ho realizzato l'archivio fotografico per il Parco Nazionale dei Sibillini, poi nella mia professione di fotografo ho aggiunto alle immagini già presenti nel museo una collezione di immagini fatte da me. E abbiamo anche un bel plastico. Abbiamo un bel plastico che descrive tutto l'ambiente del parco, quindi tutto il suo territorio, la morfologia, è un elemento che attira molto la curiosità e l'attenzione dei visitatori. E qui abbiamo anche degli esempi dei vecchi mestieri contadini. Qui abbiamo degli esempi di coloro che hanno disegnato il paesaggio. Una bella definizione che si dà, che ho avuto modo di ascoltare, era quella che parlava di contadini come disegnatori di paesaggio. Quindi i contadini, chi ha lavorato la terra, chi è vissuto su questi luoghi, la pastorizia, i boscaioli, tutti hanno concorso a definire e a disegnare quel paesaggio che oggi noi abbiamo modo di vedere, inteso proprio come esperienza culturale. E anche come oggetti, perché poi vedo questo bel telaio, ad esempio. Amandola è stato un paese che deve la sua fortuna alla produzione e alle lavorazioni che hanno ruotato intorno al mondo della lana. Quindi all'interno di questo museo ha trovato spazio una parte importante relativa appunto alla pastorizia e alla lavorazione della lana. Poi abbiamo nel piano superiore un'altra cosa importante. Sempre a seguito degli eventi sismici l'amministrazione ha deciso di allestire una mostra temporanea di tutte le opere che erano nelle chiese che poi non avremmo potuto visitare causa sisma, e quindi è stata allestita questa mostra permanente e di fianco c'è il laboratorio di restauro che è stato messo in piedi grazie a una sinergia con l'Università di Camerino e l'Università di Urbino, ognuna per la quota parte della propria specificità, e all'interno di questo laboratorio sono stati restaurati già diversi dipinti e adesso stanno restaurando un organo portativo unico nelle Marche.
consiglio che lei da fotografo dà al visitatore che arriva qui a Mandola per meglio leggere il paese e il territorio? Questa è dura da dire, nel senso che i sibillini sono belli tutti. Ecco, noi abbiamo a un'ora di strada Castelluccio, abbiamo a 40 minuti di strada Fiastra, il lago, le Lame Rosse, quindi sono tutti ambienti molto belli, molto specifici nella loro intensità. Quello che da fotografo mi permetto di raccomandare è che quando uno deve andare a cercare delle foto e vedere e trovare i suoi paesaggi, c'è bisogno che trovi un po' di tempo, che non sia un'azione solo di passaggio e di documentazione turistica, ma che stabilisca un minimo di relazione con i luoghi in cui si trova a viaggiare. Grazie al direttore Giorgio Tassi, e il nostro itinerario continua alla scoperta di altre curiosità qui ad Amandola, in provincia di Fermo. In questa puntata abbiamo seguito Matteo Giacomozzi dell'ATAM, che sta per Associazione Tartufai Amandola. Siamo qui in un bosco del territorio perché qui l'eccellenza del luogo è il tartufo bianco pregiato dei Sibillini. E lei quando ha iniziato, diciamo, come cavatore? Ma allora, io ho iniziato da piccolino, andavo qualche volta con mio padre, così per fare qualche passeggiata, però ho iniziato seriamente 5, 6, forse 7 anni fa. Mi è presa la febbre del tartufaio, ecco, diciamo. Prima andavo qualche volta con mio padre da piccolo, ma giusto per qualche passeggiata, ecco. È importante il binomio con il cane, ecco, come si chiama il suo cane? Si chiama Eva, è una Dratar Khuzar in realtà. Il papà è un Khuzar, che sarebbe la stessa razza però a pelo corto. Sì, è fondamentale perché il lavoro lo fa il cane, senza del cane noi non possiamo fare niente. Noi ci limitiamo a portarlo nei posti e poi al resto ci pensa lui. Qui ci sono tanti boschi, qual è il primo segnale? Come fa a capire che in questa zona ci sono i tartufi? Bah, è un conto matematico, diciamo, non c'è. Bisogna camminare, cercare, vedere se è un bosco produttivo. Poi dopo, ovvio, uno si basa guardando le piante, che ci siano querce, pioppi, piante che danno tartufi, insomma. Ma qual è la caratteristica di questa eccellenza del tartufo bianco pregiato dei Sibillini? Sicuramente è l'aroma, che è molto più intenso rispetto a gran parte della concorrenza, diciamo, perché qui c'è un'altitudine molto favorevole e il tartufo ha un aroma più intenso, ecco. Ma che cos'è per lei Amandola? Amandola è il mio paese di nascita, sono sempre stato qua, quindi è il mio cuore, è tutto, ecco. Grazie, noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo la piazza principale, precisamente l'ufficio turistico, per un saluto finale. E chiudiamo il nostro itinerario ad Amandola, in provincia di Fermo, davanti all'ufficio turistico, che in genere è il primo punto dove si arriva, e qui arrivano tanti turisti nel corso dell'anno. Tantissimi turisti, e alcuni di loro ritornano anche più di una volta perché si sono trovati bene ad Amandola, e quindi abbiamo il piacere di riaverli di nuovo qui con noi. Ho visto che avete tante cose, magliette e tutto il resto. Sì, tante cose, perché Amandola offre davvero tanto. Oltre ai Monti Sibillini e alle eccellenze gastronomiche abbiamo anche tante altre cose da offrire, materiale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per aiutare con le escursioni e anche preparare un po' la vacanza proprio per famiglia, per soggetto. C'è anche un diario.
Esatto, abbiamo fatto anche un diario del cosiddetto pellegrino che racconta un percorso che fece il pellegrino nei suoi tempi antichi verso il nostro centro storico e verso appunto la zona dei Monti Sibillini, quindi due tappe diverse. Io chiuderei con un invito a questo punto. Ma certamente invitiamo, nonostante questo periodo, di venire a trovarci ad Amandola, tutti bene accolti, famiglie. Amandola ha molto da offrire, l'ufficio turistico è sempre aperto dal lunedì alla domenica. Grazie a Katia Coltrinari, quindi Amandola vi aspetta con la sua gente che è molto accogliente. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il nostro sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate ad Amandola e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!